Società culturale ed artistica Njegoš e progetto Lungo i sentieri della storia e dell'amore, finanziato dal Ministero della Cultura e dei Media del Montenegro. La società è stata fondata nel 1907 come sezione di una società di canto e più tardi, insieme al canto già riconoscibile, sono state incluse le danze caratteristiche di una certa parte del Montenegro. Società culturale ed artistica Njegoš è un'organizzazione che in tutti questi anni è riuscita a preservare dall'oblio i nostri tesori di popolo, di danza, di canto e di musica, del che parla un gran numero di premi e riconoscimenti. Oltre ai balli che rappresentano il nostro blocco montenegrino, che avrete l'opportunità di vedere, al pubblico ci presentiamo anche con i balli della Terietoria dell'Exio. Durante tutti questi anni, abbiamo avuto l'opportunità di presentare nel modo migliore il Montenegro all'Europa, all'Asia e all'America. Inoltre, abbiamo visitato l'Italia diverse volte e siamo lieti di ritornarci. Oltre alla danza e al canto tradizionale, avrete l'opportunità di conoscere il nostro costume tradizionale, che è il nostro tesoro più grande. Oggi, il costume montenegrino fa parte del patrimonio culturale ed un tempo era una parte importante della vita montenegrina e uno status symbol nella società. Il costume montenegrino è assai ricco, dal taglio elegante, dai colori vivaci con dettagli in ricamo dorato, che rendono il costume tradizionale del Montenegro uno dei più belli d'Europa. Viene fatto con i migliori materiali, costosi e di altissima qualità, ed è conservato come un grande tesoro. Oggi, oltre ad essere un costume per le società culturali ed artistiche, molti sposi si sposano proprio in questo costume, dando un tocco tradizionale alla cerimonia nuziale. Parlando di matrimonio, un matrimonio tra un re italiano e una principessa montenegrina è di particolare importanza per questi due paesi. Si tratta del matrimonio di Vittorio Emanuele III e Jelena Petrović. Il matrimonio viene concluso nel 1896. Quando la principessa Elena del Montenegro diventò moglie dell'allora re italiano Vittorio Emanuele III. Grazie a questo matrimonio la dinastia Petrović ha ottenuto uno status significativo all'interno delle corti europee, mentre l'Italia ha acquisito un orientamento politico ed economico verso i paesi della costa orientale dell'Adriatico. Tuttavia, il matrimonio tra Jelena Petrović Njegoš e Vittorio Emanuele III rimane un momento significativo nella storia di entrambe le dinastie e nei loro rapporti reciproci.